Tutti in piazza! Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. In questo scorcio di fine estate non potevamo non essere presenti a Nogara in occasione della 30ª edizione della festa del riso con le nose. Cosa sono le nose? Sono le noci. All'interno di questa tensostruttura non ci sono solamente riso con le nose, ma sono anche svariate tipologie di risi, grigliate, birre. Infatti sono 8 stand gastronomici che metteranno sedute 1000 persone a mangiare. Ma dico io, ma con 1000 posti? Ma secondo te noi riusciamo a trovare 2 posti per me l'operatore per mangiare qua a sbafo, No? Allora, siamo insieme a Stefano Cottarelli, ciao. Ciao, buongiorno. Presidente del Comitato Festa del Riso, in occasione di questa edizione che è arrivata alla 30ª del risotto con le nose. Con le nose, esatto, perché Nogara deriva da Nosara, qua era un paese ricco di coltivazioni di noci, quindi Nogara, Nosara, abbiamo fatto questa ricetta ancora 30 anni fa, quindi è partita questa festa, quest'anno festeggiamo appunto il 30°, tanti ospiti, tanti amici, menù gastronomico molto vasto, quindi insomma la festa anche quest'anno è andata molto bene. Tra l'altro abbiamo deciso di devolvere tutto l'utile alle popolazioni terremotate quest'anno perché appunto insomma, visto che è successa questa cosa ci è sembrato giusto dare anche noi il nostro contributo a queste popolazioni. Questo fa molto onore anche alla vostra iniziativa. Ci sono tantissimi stand, più di 1000 persone forse possono mangiare qui dentro. Sì, più di 1000 posti a sedere, quindi ripeto, la scelta gastronomica è molto vasta, più di 20 piatti, una cucina itinerante speciale dove ogni sera venivano proposti vari menù con vari chef, con vari ristoratori della zona, quindi insomma una bella festa, dai. Senti, ma su questo risotto con le nose, esatto. Che vino se mettiamo? Qua è un bel dilemma perché tanti dicono bianco, tanti dicono rosso, insomma con le nose penso che ci stiano bene tutti e due. Venite ad assaggiarlo, siamo qua, quindi... Stefano, ma è la birra? Anche. Ovvio, anche la birra sempre buona, ma magari l'abbiniamo ad altri piatti perché abbiamo anche pizze e altre cose, quindi insomma c'è un po' di tutto. Basta assortimento. Grazie Stefano, buona festa, buon lavoro perché Grazie. so che questa sera avrete molto da fare. Esatto, questa sera avremo molto da fare, tra l'altro domani sera abbiamo aggiunto una serata con l'amministrazione comunale per fare un'altra serata, un'ulteriore serata di beneficenza appunto per festeggiare ancora e per dare il nostro contributo. Bene, Grazie. Allora, ci stiamo preparando un po' di griglia qui, no? Sì. Abbiamo qui la pancetta, le salamelle e poi mettiamo su anche dell'ombò che quello fa presto a cuocere. E comunque, insomma... Quindi sul riso ci sta proprio benissimo il secondo di questo tipo, no? Perfetto. Quindi cosa mettiamo oltre alla ciccia, diciamo, nel piatto? Oltre alla carne, cosa aggiungiamo nel piatto? Insalata? Polenta. Quelle sono la polenta, la polenta. Questa va insieme con la polenta. Abbiamo una fettina una fettina di pancetta, una fettina di una salamella, un po' di lombo e mettiamo la polenta assieme. Poi la verdura è un piatto a parte, può essere patatine fritte oppure verdura grigliata. Lo sta facendo. Bene, ma è vero che lei dopo la fine di questa festa è più abbronzato di Paolo Conti? Sì, siamo qua, la temperatura è giusta e il tempo ideale per la bronzatura. Comunque. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie. Appuntamento tutti in piazza e siamo molto nel Veneto, anzi siamo nella bassa del Veneto, esattamente a Badia Polesine, in occasione della loro mitica festa, la 31esima festa regionale della polenta. Se c'è una particolarità nel Veneto che è culinaria, sicuramente fra queste c'è sicuro la polenta. Buonissima, come la sanno fare anche i ragazzi tutti gli anni, per 31 anni questo appuntamento che non manca mai di dare la possibilità a tantissime persone nel corso di diverse settimane di poter accaparrarsi qualcosa di buono con la polenta, addirittura dei macchinari allucinanti, cioè fatti doverosamente per questo evento, per cui non ci sono neanche in commercio. Che vi devo dire ancora? Guardate il servizio. Sia il tanto lavoro che è stato fatto in questi anni per far crescere sempre di più il livello di questo evento. Sì, effettivamente abbiamo superato il mezzo secolo di questo importante evento per Pettorano e devo ringraziare l'associazione Proloco che si è sempre impegnata e anche quest'anno ha portato al successo questa iniziativa che rappresenta una vetrina importante per il nostro borgo. Ricordiamo che Pettorano è uno dei borghi più belli d'Italia, è stato uno dei primi borghi più belli d'Italia, è all'interno dell'Appennino abruzzese e
al suo interno la riserva naturale Monte Genzano Alto Gizzo, che è un volano attrattivo sia dal punto di vista naturalistico e ambientale che soprattutto dal punto di vista turistico. Il richiamo delle varie iniziative annuali, soprattutto la Sagra della Polenta, porta a Pettorano, come possiamo vedere anche oggi, centinaia e migliaia di turisti che vengono dai comprensori vicini. In considerazione dei tanti arrivi, la preparazione della polenta è iniziata al mattino presto, da parte anche dei locali ristoranti, alla luce delle diverse prenotazioni. Buongiorno, allora è iniziata la preparazione della polenta, quanta ne state preparando? Molta gente ha fame e si mangia la polenta bella fresca. Avete iniziato come diceva questa mattina presto? Sì, alle 8 siamo sempre attivi e ora speriamo che venga la gente. Quanto tempo ci vuole per cuocere? Un'oretta buona, i cotture sono grandi e ci vuole un po' di tempo per girarla. E non ti dimenticare delle nostre tradizioni, sono importanti da poter così tramandare ai nostri posteri, come nel caso appunto di Tre Baseleghe, che si è tenuta appunto l'8ª festa dell'agricoltura, un appuntamento importante che dà vita così a un panorama agricolo che è appunto la nostra tradizione, la nostra storia, coadiuvato con situazioni diciamo così moderne on the streets. Guardati un po' il servizio e poi ancora insieme. These presents don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know this. Will you believe I love now long? That I
A Montegrotto Terme, Beauty Art, centro specializzato in dermopigmentazione, trucco permanente, tatuaggi, extension ciglia. Di questo organizziamo corsi a vari livelli e vendite dirette di prodotti. Blue Casa Group, società di intermediazione immobiliare, presenti nei comuni di Montegrotto Terme, Abano e Torreglia. Con serietà e correttezza offriamo consulenza completa e professionale in tutte le fasi della vendita e dell'affitto. Officina M2 Auto e centro assistenza Volkswagen. Garantiamo qualità e professionalità. Trovi auto nuove e usate, servizio elettrauto, gomme, ricambi auto originali, auto sostitutiva, servizio partner Volkswagen. A Badia Polesine da oltre 15 anni, Estetica Viviana, i migliori trattamenti estetici, con check-up gratuiti, luce pulsata, pressoterapia, epilazione al miele corpo-viso, smalto semipermanente. Fermat SRL, magazzino edile, tutto per l'edilizia, ferramenta e vasta scelta di pavimenti e rivestimenti, con punti vendita a Borgo Ricco in via Gaffarello 73 e a Salzano via Roma 185. A Sanguinetto, Ferramenta Dionisi, di Ferruccio Dionisi, dove trovi tutto ciò che ti occorre: bulloneria, utensileria, elettrico, giardinaggio e vasto assortimento di materiale per piccoli lavori di ristrutturazione. Fratelli Bonato, da oltre 60 anni a Piombino Dese, propone ed installa stufe, cucina a legna e pellet, delle migliori marche. Inoltre, utensileria e ferramenta per la casa, edilizia e giardinaggio. A Lendinara, gelateria e caffè La Dolce Idea, aperto tutto l'anno, produzione di gelato artigianale, semifreddi, torte gelato, anche personalizzate. Inoltre, colazioni, bicchierini dessert, coppe speciali, centrifughe, aperitivi. A Massanzago, nel cuore del Veneto, c'è lo storico hotel Le Colombelle, dotato di camere confortevoli e ottimo ristorante interno, un punto di riferimento per viaggi di lavoro o di piacere. A Lusia, orto didattico Il Profumo della Freschezza, società agricola, 2 ettari coltivati senza nessun impiego di chimica, con tecniche di biodiversità. Puoi raccoglierle direttamente dall'orto o trovarli allo spaccio. Agenzia immobiliare Auronzo, compravendita e locazione di immobili ad Auronzo di Cadore e dintorni. In via Corte 9, Auronzo di Cadore. Evita brutte sorprese. Scegli la professionalità. Visita il nostro sito. Macelleria equina e non solo. Selezioniamo e lavoriamo i migliori animali delle aziende locali, specializzati nella carne di puledro e asino, pronti da cuocere, crudi, arrosti farciti. Inoltre, rosticceria e la novità, mortadella d'asino. Dal 1958, Onoranze Funebri Pignanfo garantisce professionalità, discrezione e personale qualificato, con utilizzo di prodotti qualificati e certificati, realizzazione e allestimenti floreali e cimiteriali. A Mogliano Veneto, Fitness Avenue, corsi di fitness musicali e sala attrezzi, Pilates, Zumba, Functional Training, Walk Exercise, Fitbox, Spin Bike. Prova gratuitamente i nostri corsi. Il 5 novembre, Open Day. A Lendinara, Poliambulatorio Sant'Anna, trattamento laser per l'incontinenza urinaria lieve e il miglioramento dei rapporti intimi, mammografia, densitometria, laboratorio analisi. Per una cena o un evento diverso, che rimanga nei ricordi, per trovare il cibo con il sapore di una volta e la modernità, allora vienici a trovare alla Trattoria La Griglia, ristoratore in Torreglia dal 1985. Propone piatti di carne, pesce e dolci, servizio di asporto e cucina senza glutine. Il tutto fatto in casa. Ti aspettiamo sempre con il sorriso e calore, per non farti mancare nulla. A Nogara, in piazza Matteotti 22, Virginia Hair Care. Troverai competenze e professionalità per la cura dei tuoi capelli, con trattamenti e prodotti professionali e naturali. Sartoria Pasinato, da 28 anni, esperienza del su misura artigianale. Vestire con classe ed eleganza, rispettando i dettagli. È la nostra forza, del vero fatto a mano. Calesse Viaggi. Collaboriamo con i migliori tour operator, organizzando viaggi di nozze, tour enogastronomici, culturali, di istruzione e viaggi su misura. Ti guardi allo specchio e non ti piaci più? Affidati agli specialisti della cura del corpo. Vieni da La Dolce Vita a Massanzago, il primo centro estetico specializzato in trattamenti per le donne in menopausa. Tutti in piazza!